settimane dalla fine delle elezioni, l'assessore Rosolen scrive al governo per chiedere che tutti gli studenti possano andare a scuola senza mascherine, come succede già, dice, in altri contesti sociali di aggregazione. Un 48enne della Bassa Friulana è stato punito 2 volte in 3 giorni dal Tribunale di Udine, per lui doppietta di condanne, prima per furto, poi per atti persecutori. È stata fatta brillare poco dopo le 16 di oggi la galleria naturale che collegava Sauris con Ampezzo. Per la prima volta sperimentato da FVG Strade, un esplosivo emulsione gelatinata. Al suo posto sorgerà un ponte in estate. Al via da oggi su Telefriuli le tribune elettorali in vista delle amministrative del 12 giugno. Primo appuntamento questa sera nel corso dell'Elettroshock dalle 21 a confronto i candidati di Monfalcone. Zico tornerà prossima settimana in Friuli, ospitato dallo storico dirigente bianconero dal CIN, che in un libro racconta quella storica operazione di mercato, 3 giorni di eventi tra talk show e una partita celebrativa. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Basta mascherine in classe. A 2 settimane dalla fine delle elezioni, l'assessore regionale Alessia Rosolen ha chiesto al governo di graziare gli studenti. Niente dispositivi a scuola, dice, così come avviene in altri contesti sociali e luoghi di aggregazione. Togliere le mascherine a scuola come avviene praticamente ovunque, questo è l'appello dell'assessore all'istruzione della regione Alessia Rosolen ai ministri Bianchi e Speranza, rispettivamente, con delega all'istruzione e alla salute. Rosolen nel testo della lettera ha spiegato come l'uso prolungato delle mascherine abbia un impatto psicologico importante. Si tratta, ha spiegato l'assessore, di preoccupazioni condivise con le centinaia di famiglie che si sono rivolte all'amministrazione regionale in queste settimane con richieste di intervento contro la decisione di prorogare fino al termine dell'anno scolastico l'obbligo dei dispositivi di protezione individuale in classe. L'ultima campanella suonerà tra circa 2 settimane e Rosolen ha sottolineato che il nostro paese resta l'unico in Europa ad avere ancora l'obbligo della mascherina in un contesto nel quale sono stati effettuati forti investimenti per assicurare più classi e la scuola in presenza e dove le misure di sicurezza sono garantite e sono tutt'oggi fatte osservare scrupolosamente da insegnanti e famiglie. Ed ora i dati della pandemia: 370 i nuovi contagi da Covid in regione a fronte di 5.850 test e tamponi effettuati. Oggi si registra anche il decesso di 3 persone con Covid, una a Trieste, una a Pordenone e una a Gorizia. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2, mentre i pazienti accolti in altri reparti sono 107. Sono stati segnalati il primo caso in Slovenia e il primo in Lombardia di vaiolo delle scimmie. La conferma del 6° contagio in Italia è arrivata dal laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica dell'ospedale Sacco di Milano, che ha analizzato un campione prelevato da un paziente con sintomi riconducibili al virus. L'istituto fa sapere che potremmo essere di fronte a un virus paneuropeo correlato con i focolai in vari paesi, in particolare quello delle isole Canarie. Proprio da qui proveniva l'uomo al quale in Slovenia è stato riscontrato il vaiolo delle scimmie. Le sue condizioni di salute non sarebbero preoccupanti. Le autorità chiedono di prestare attenzione ai sintomi. La malattia esordisce con una sindrome influenzale, con spossatezza e febbre, poi compaiono lesioni cutanee dolorose. I servizi sanitari attualmente presenti nel territorio di ASU FC non saranno toccati, ma saranno implementati da altri nel momento in cui si troveranno i professionisti. Lo si evince dal nuovo piano aziendale di ASU FC appena approvato. Atteso da anni, il nuovo atto aziendale dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale è stato presentato alla stampa dopo l'approvazione da parte della Regione. Ridefinisce ruoli, responsabilità, relazioni e meccanismi operativi dell'azienda al servizio di un territorio che va dai monti al mare per un'utenza di 500.000 persone e rappresenta l'integrazione tra ospedale e territorio, tra sistema sanitario regionale e università e quindi tra assistenza, didattica e ricerca. Ma per il cittadino cosa cambia?
I servizi rimarranno gli attuali. Ci sarà il coinvolgimento degli universitari anche per i servizi sul territorio? Sì, questo devo dire forse è una cosa nuova rispetto al passato. Ora siamo tutt'uno, ci chiamiamo appunto ASUFC e all'interno della nostra azienda c'è anche l'università e nell'atto aziendale questo sicuramente si vede. Cividale e Gemona chiedono la riattivazione del punto di primo intervento. La riattivazione di questi punti di primo intervento sarà possibile però solamente quando ci saranno le professionalità per inserire all'interno di queste strutture medici competenti. Per quanto riguarda il primo intervento, intendete porre mano subito all'ospedale di Gemona per quanto riguarda la parte riabilitativa? Lo stiamo già facendo, a breve uscirà sicuramente la gara per l'attribuzione dell'appalto per i lavori di adeguamento degli spazi. Fra qualche settimana in provincia di Udine saranno 2 le autoemoteche operative grazie a una donazione della Danieli, ma il presidente dei donatori Roberto Floro sottolinea come il personale dell'azienda sanitaria riservato all'autoemoteca vada integrato per evitare che il centro trasfusionale mobile, come accaduto in passato, resti bloccato per mancanza di infermieri e medici. A giorni in arrivo alla FDS di Udine la nuova autoemoteca frutto di una donazione della Danieli di Butrio. Prima che il mezzo diventi operativo e si programmi l'inaugurazione serviranno le certificazioni. Un mezzo costato circa 400.000 euro che avrà 4 postazioni per donare, ma meglio distanziati rispetto all'attuale autoemoteca, rispetto alla quale quando sarà allestita nelle piazze dei paesi sarà più larga di 1,20 m. Un'autoemoteca che farà sicuramente la differenza, come sostiene il presidente della FDS Roberto Flora, visto che con un solo mezzo le sacche raccolte l'anno scorso sono state 6.000, diventando il secondo centro trasfusionale della provincia. Ma perché la differenza si vede e incide, è necessario organizzare meglio la raccolta utilizzando l'autoemoteca il più possibile, ma non facendola mancare sul territorio, soprattutto nei weekend quando il lavoratore è più disponibile a donare. Questa sarà una delle richieste che Flora avanzerà con forza la prossima settimana durante l'assemblea provinciale. Verrà richiesta una migliore organizzazione, un rinforzo del personale, visto che è capitato che alcune uscite dell'autoemoteca sono state annullate per mancanza di medici e infermieri. Noi siamo volontari, ci impegniamo per la linea essenziale di assistenza, ferma Flora, e cioè la salvaguardia del dono del sangue a favore del malato. I donatori sono 29.000, gli iscritti 50.000, ma chiediamo di essere supportati con un miglioramento della disponibilità dell'accoglienza, orari di apertura dei centri più elastici e se serve bisogna ampliarli ulteriormente. Chiederò all'Assemblea di sostenermi in un'esigenza fondamentale per le autoemoteche: avere personale sanitario dedicato proprio per aumentare la fidelizzazione. Avere 2 mezzi di questo tipo significa sgravare gli ospedali della provincia di quasi 12.000 accessi e quindi, a fronte di un afflusso minore, è giusto aumentare la qualità dei centri trasfusionali ospedalieri. È prevista per il 31 maggio alle 9 l'udienza davanti al Tribunale del Riesame a Trieste per Vincenzo Paglialonga, il 40enne indiziato per l'omicidio di Lauretta Toffoli, uccisa 18 giorni fa con 33 coltellate nella sua casa di Via della Valle. La settimana prossima dunque i giudici decideranno se accogliere o meno le richieste del difensore, l'avvocato Pier Giorgio Bertoli, di trasferire l'uomo dal carcere di Udine, dove si trova in custodia cautelare, in una struttura sanitaria. Paglialonga infatti è affetto da una grave patologia che richiede continue cure. In prigione, ha affermato il legale, non gli possono essere somministrate le cure necessarie a garantirgli la sopravvivenza. È stata una settimana difficile per un 48enne della Bassa. In 3 giorni è stato condannato 2 volte dal Tribunale di Udine per furto e atti persecutori. Un 48enne della Bassa Friulana in 72 ore ha collezionato 2 condanne dal Tribunale di Udine per un totale di 3 anni e 6 mesi di reclusione. Lunedì il giudice ha inflitto all'uomo, difeso dall'avvocato Laura Luzzato Guerrini di Gorizia, 1 anno e 10 mesi di reclusione per furto. Era entrato nella proprietà di un privato e si era servito dei surgelati trovati in un congelatore. Più consistente la condanna di oggi, 1 anno, 8 mesi e 15 giorni per atti persecutori. Bersagli dell'uomo tra il 2020 e il 2021 sono stati la sorella e il cognato, con i quali era in disaccordo per una questione di eredità. Li ha minacciati, in un caso brandendo anche un coltello, e offesi. Inoltre ha cercato di entrare in casa loro rompendo un vetro. In quel frangente sono intervenuti i carabinieri e lui ha cercato di prenderli a calci. Infine ha tentato di sottrarre la bicicletta del nipote, ma il cognato è riuscito a fermarlo. Pur essendo risultato capace di intendere e di volere, spiega il suo difensore, il mio assistito è una persona con problemi di socialità e di abuso di farmaci e di sostanze chimiche che incidono sul suo comportamento. Ricorreremo in appello, conclude. Aveva depositato l'accordo con l'ex moglie per diminuire l'assegno di mantenimento dei figli, ma le firme non erano autentiche. L'uomo è stato condannato dal Tribunale di Udine.
Le firme sugli accordi per diminuire l'assegno di mantenimento erano false. Il giudice lo condanna a 3 mesi di carcere, pena sospesa, e a risarcire l'ex moglie con 20.000 euro. È la pena inflitta dal Tribunale di Udine a un uomo di 54 anni, residente a Trieste, per aver versato dal 2010 al 2018 all'ex moglie, residente a Tarcento, meno di quanto stabilito dal giudice per i figli. Querelato dalla donna, l'uomo ha consegnato al PM 2 documenti nei quali l'ex consorte e poi anche la figlia diventata maggiorenne accettavano una diminuzione dell'assegno per i suoi problemi finanziari, solo che le 2 donne, rappresentate dall'avvocato Emanuele Sergo, non hanno riconosciuto i propri autografi. Il GIP ha quindi rinviato a giudizio l'uomo e in aula il grafologo ha attestato l'inautenticità delle firme. Da qui la condanna. Il mio assistito, commenta il difensore dell'uomo, l'avvocato Fabrizio Delle Vedove, sostiene di aver ricevuto dall'ex moglie gli accordi siglati e di aver sempre ritenuto autentiche le firme, tanto che per anni si è attenuto alle somme stabilite in quei documenti, scontato il ricorso in appello. È stata fatta brillare con esplosivo la galleria naturale di Sauris, in arrivo un ponte che collegherà il paese turistico ad Ampezzo. Alle 16.09 di oggi la galleria naturale sulla strada regionale 73 è stata fatta brillare. L'esplosivo a emulsione gelatinata, per la prima volta sperimentata da FVG Strade e documentata da questo incredibile video, ha fatto saltare in aria il traforo in pochi secondi. I preparativi sono iniziati di primo mattino, quando l'esplosivo è stato inserito nei fori. 3.000 i metri cubi di materiale roccioso e inerti spostati mediante questa esplosione. Dopo l'abbattimento della galleria e il ripristino della sede stradale da parte di FVG Strade avverrà con la realizzazione di un ponte e la messa in sicurezza del versante prospiciente. I lavori che collegano Sauris ad Ampezzo, dell'importo complessivo di 1.600.000 euro, rientrano nei piani VAIA finanziati dalla Protezione Civile. Il compito della nostra società, spiega il presidente di FVG Strade Raffaele Fantelli, è quello di migliorare e rendere più sicure le infrastrutture stradali della regione. Le strade in montagna però sono più fragili e delicate ed è per questo che i lavori, come anche quelli in corso, sono sempre più difficili e complessi rispetto ad altre zone geografiche. L'ascensore della stazione dei treni di Udine è ancora fuori servizio 2 anni dall'avvio dei lavori. A segnalare il disagio Silvia Furlani, la maratoneta affetta da sclerosi multipla, che ha voluto lanciare un appello a Rete Ferroviaria Italiana. A 2 anni dall'avvio dei lavori è ancora fuori servizio l'ascensore della stazione dei treni di Udine. L'opera, in partenza a gennaio 2020, si sarebbe dovuta ultimare entro giugno 2020 per 450.000 euro. Questi sono anche soldi nostri, ossia soldi pubblici di tutti noi che paghiamo le tasse, quindi il servizio lo vorremmo avere. Metti che la persona che scende da un treno ha un bagaglio, insomma farsi gli scalini con dei bagagli, la mamma col passeggino, la persona disabile, che poi non mi si dica, perché questo mi fa veramente girare le scatole, ma se tu hai bisogno noi ti chiamiamo, la persona non esiste, perché io persona disabile non devo avere nessun rompimento di scatole per spostarmi da un posto all'altro, io devo essere autonoma nei miei movimenti, non voglio assolutamente che mi si dia una mano, se proprio mi giro una volta ci sta anche, però io devo essere autonoma di fare le mie incombenze quotidiane, non ho bisogno della pietà. Rete Ferroviaria Italiana, interpellata in proposito, consapevole dei disagi, si scusa con gli utenti e fa sapere che l'azienda appaltatrice che sta seguendo l'intervento per gli elevatori non ha ancora completato il collaudo, ma la situazione dovrebbe sbloccarsi a breve. Le strade di 12 zone di Udine saranno interessate da lavori per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il progetto di fattibilità che rientra nel PEBA è pronto in attesa che arrivino i fondi, 1.500.000 euro per poter procedere con i cantieri. La Giunta Comunale di Udine ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per un importo pari a 1.500.000 euro per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito stradale. L'opera, spiega il vice sindaco Loris Michelini, può essere considerata una sorta di progetto pilota per il PEBA, il piano di eliminazione delle barriere architettoniche. Abbiamo sfruttato questo piano, una parte di questo piano che prevede circa 350 interventi e noi una buona parte li abbiamo inseriti qua in modo tale che se veniamo finanziati a breve abbiamo già pronto e faremo il progetto definitivo esecutivo per poi appaltare. Si tratta di lavori stradali, di tutti i lodges, quindi per i povedenti, per chi è in carrozzella, per le persone anziane, per le mamme e quant'altro, non avranno più scalino di nessun tipo ma potranno accedervi tranquillamente. Sono 12 zone, parecchi interventi, però quello che è importante è stiamo facendo, non è solo parlare ma è fare. Abbiamo predisposto il piano e lo attuiamo.
Prosegue il percorso di cura il ciclista friulano Nicola Venchiarutti, rimasto coinvolto nell'incidente che ha portato alla morte del dirigente sportivo Stefano Martolini. Una vicenda su cui è intervenuto anche il patron del Giro d'Italia in Friuli, Enzo Cainero, molto vicino alla famiglia del giovane ciclista. Mi ha colpito molto perché conosco il ragazzo, è un ragazzo bravissimo, serio. Ho apprezzato molto l'impegno che ci ha messo Barbara Zilli, questa volta non come politico ma come avvocato, e quindi si è data molto da fare. E a un certo punto, quando è arrivata la notizia che c'era un intervento d'urgenza durante la notte, evidentemente pensi al peggio. Invece la fortuna ha voluto che l'intervento sia andato molto bene. Ho sentito papà e mamma mentre andavano verso Ancona e adesso praticamente ogni mattina sento il papà, perché mi pare logico essere vicino senza interferire su nulla. Le notizie di questa mattina sono che sta recuperando, potrebbe essere anche potenzialmente fattibile a breve un trasferimento in una struttura qui friulana oppure del Veneto. La sua costante abilitazione fisica, psicologica, perché lui è rimasto tremendamente colpito da questo fatto e mi dispiace che qualcuno, non so chi, già subito dopo l'incidente gli abbia detto che l'altro era morto, e quindi puoi immaginare sto povero ragazzo sta vivendo. Papà mi ha detto che per 2 giorni ha solo pianto, però. La Polizia Stradale di Udine scende in campo per il Giro d'Italia. Saranno centinaia gli agenti impegnati sulle strade per agevolare la viabilità messa in difficoltà dal passaggio dei girini. Centinaia di agenti in campo per controllare i 150 o poco più chilometri italiani della tappa friulana del Giro d'Italia tra statali e strade secondarie. La Polizia Stradale ha presentato il piano per superare le difficoltà legate al passaggio dei girini, con la chiusura delle strade e la creazione di varchi sulle arterie principali per permetterne l'attraversamento. Anche quest'anno non facciamo eccezione, perché il percorso di gara, che è molto bello, sarà una tappa sicuramente molto bella e avvincente, ma taglia completamente da sud a nord tutta la provincia di Udine e quindi anche la regione Friuli Venezia Giulia. L'attraversamento è libero e completamente, sempre e comunque, sicuramente sull'autostrada e nella parte nord della provincia sulla viabilità ordinaria della Pontebana, perché in quel tratto, in località Artegna, il percorso di gara passa sopra la Pontebana e quindi non c'è interruzione. Lungo tutte le altre gli assi principali della viabilità provinciale, faccio riferimento soprattutto alle statali 14 Triestina, 13 Pontebana, la Osovana, piuttosto che la Napoleonica, le grandi viabilità che vengono percorse nella provincia di Udine. Queste sconteranno tutte dei disagi che abbiamo cercato di limitare, consentendo eccezionalmente l'attraversamento del percorso di gara sulla Pontebana e sulla Triestina, quindi in località Muzzana e Basiliano, fino a 30 minuti prima del transito dei ciclisti. Normalmente l'inibizione al transito, all'attraversamento e alla percorrenza del percorso di gara è di 2 ore precedenti al transito dei ciclisti. E in occasione della tappa friulana del Giro d'Italia, la FUC ha attivato un servizio speciale treno più bici per favorire la mobilità di sportivi e appassionati. Seguire l'arrivo del Giro d'Italia in bici senza dover spostare la macchina e scegliendo una mobilità slow. In occasione della Marano Castelmonte di venerdì sarà possibile andare a Cividale ai piedi dell'ultima salita utilizzando il servizio speciale treno più bicicletta, attivato in collaborazione con il comitato locale tappa dalla società Ferrovie Udine Cividale. Abbiamo pensato ad un potenziamento con una corsa alle ore 10:33 da Udine e la possibilità quindi di caricare 50 biciclette a bordo di tutte le nostre corse fatte con i treni. Coprirà praticamente tutto l'arco della giornata, dalle 6:33 del mattino fino alle 21:30 di sera.
Per la FUC e in particolare per la tratta Udine-Cividale, dopo la pandemia i numeri sono in forte crescita. Studenti e lavoratori hanno ricominciato a utilizzare in maniera importante il treno per i loro spostamenti giornalieri. Sia la DAD per gli studenti delle superiori sia lo smart working ha inciso in maniera importante sui numeri dei trasportati. Rispetto all'anno scorso, quest'anno abbiamo un incremento significativo dei passeggeri. I primi 4 mesi del 2022 hanno registrato un più 68% rispetto ai primi 4 mesi dell'anno scorso, quindi siamo particolarmente contenti che la gente si sia riabituata a viaggiare sul treno in tutta sicurezza. Noi siamo sempre attenti, nonostante la percentuale di riempimento sia arrivata al 100%, siamo sempre attenti alle misure di distanziamento e di sanificazione dei mezzi. Domani giornata da bollino rosso su A4 e A23 in occasione dell'Ascensione. La festività austriaca porterà traffico intenso sulla rete autostradale. Sarà il primo vero assaggio di stagione estiva per il previsto arrivo dei turisti stranieri diretti verso le spiagge friulane e venete. Autovia Venete ha previsto traffico da bollino rosso per l'intera mattinata di domani nei tratti dell'A23 Udine Sud, Nodo di Palmanova e dell'A4 Trieste Venezia. Previsto traffico intenso per l'intera giornata di venerdì 27, mentre sabato 28 e domenica 29 si potrebbero verificare rallentamenti ai caselli delle principali località balneari. E con l'Ascensione si avvicina anche la domenica delle Pentecoste del prossimo 5 giugno. Migliaia di austriaci che, come da tradizione, invaderanno Lignano per trascorrere la festività religiosa d'Oltralpe. Proprio per limitare le problematiche legate all'abuso di alcol e eventuali situazioni di rischio come le risse e danneggiamenti verificatisi negli anni prepandemici, sarà emessa una nuova ordinanza comunale. L'annuncio è stato dato questa mattina durante la nuova riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica nella sede municipale. Al fine di evitare possibili criticità e mantenere il decoro della città è stata organizzata anche un'articolata squadra di lavoro pubblica e privata. Fondamentale sarà inoltre la collaborazione degli operatori turistici. Per il contenimento degli abusi e il controllo del territorio è stata lanciata anche una comunicazione dissuasiva sui media austriaci. Grave incidente in montagna nel primo pomeriggio di oggi. Un uomo di 63 anni di Trepo Carnico ha riportato diversi traumi scivolando dal terreno in cui è ubicato il suo stavolo, dove stava eseguendo lavori di polizia. L'uomo è caduto lungo un ripido pendio a margine del terreno di sua proprietà, reso viscido dalla pioggia per una ventina di metri. L'allarme è stato lanciato da una persona che si trovava con lui. Sul posto sono giunti tecnici della stazione di Fornavolti del soccorso alpino, guardia di finanza, carabinieri, ambulanze di soccorso. Stabilizzato dai sanitari, adagiato nel sacco a depressione e imbarellato, l'uomo è stato trasportato in uno spiazzo per il recupero con il vericello e con il velivolo è stato poi condotto in ospedale Tolmezzo. Non è in pericolo di vita. La Giunta regionale approverà uno stanziamento per le imprese per supportarle a fronte del caro energia. Ad annunciarlo oggi l'assessore Sergio Midiobini. 40 milioni di euro per le imprese di qualsiasi dimensioni per sopperire al caro energia. L'assessore regionale alle attività produttive Sergio Midiobini ha annunciato che nelle prossime variazioni di bilancio arriveranno risorse per supportare le imprese. A dimostrazione di quanto la Giunta Federica è vicina nei momenti emergenziali e non solo agli imprenditori e tanti imprenditori della nostra regione. Questa mattina abbiamo voluto incontrare tutte le associazioni di categoria per spiegare quella che è una nostra idea di sostegno per quanto riguarda l'aumento del caro bolletta, aumento energetico. Delle provviste molto importanti verranno messe nel prossimo assestamento, oltre 40 milioni di euro, in grado di coprire una platea molto importante di imprese di qualsiasi settore del Friuli Venezia Giulia. Quindi insomma dimostrazione concreta di vicinanza e sostegno alle imprese. Insomma, io penso che il nostro governatore Federica in tutto il suo mandato abbia dimostrato una grande sensibilità nei confronti dei lavoratori, nei confronti delle imprese del nostro Friuli Venezia Giulia. La presentazione delle domande, che potrà avvenire una volta approvata la norma a giugno, sarà molto semplice. Basterà infatti una autocertificazione e la quantità di euro sarà parametrata alle dimensioni dell'azienda. I porti di Trieste e Monfalcone continuano a sviluppare l'attività ferroviaria. Oggi, con la crisi del Mar Nero, si aprono nuove prospettive anche e soprattutto sulla gestione del greggio.
L'autorità portuale di Trieste ha sottoscritto un accordo con Ferrovie Emilia-Romagna per la formazione del personale finalizzato all'ottenimento delle abilitazioni e alle attività di sicurezza per la gestione della circolazione ferroviaria e per la manutenzione dell'infrastruttura portuale. Si tratta di un ulteriore passo con l'obiettivo di diventare gestore della propria infrastruttura per quanto riguarda l'Authority. In questa fase, inoltre, i vantaggi potrebbero essere importanti visto lo stop al Mar Nero a causa della guerra, mercato che era cresciuto più di tutti prima dell'invasione russa dell'Ucraina. È chiaro poi che in questa prospettiva la partita migliore la giocano quelli che hanno già un servizi intermodali e ferroviari su aree appunto dell'est Europa importanti, quindi insomma diciamo non solo Trieste, anche Koper da questo punto di vista ha una buona dotazione, quindi siamo un corridoio alternativo importante, quindi questa partita come tutte le partite ce la giochiamo bene. Trieste sta diventando sempre più strategica anche per il mercato del greggio, in particolare con l'oleodotto transalpino. C'è qualcuno che sta dicendo non possiamo dipendere dal petrolio che arriva dalla Russia e quindi da questo, o perlomeno più che dal petrolio che arriva dalla Russia, da infrastrutture che possono essere gestite e chiuse magari come rubinetti dai russi, quindi da questo punto di vista l'oleodotto transalpino diventa un'ottima alternativa invece a forniture che oggi, a prescindere da dove arriva il prodotto, perché anche qui arriva il petrolio russo, ma l'infrastruttura non è in mano russa e quindi l'importante è avere infrastrutture che non sono governate da soggetti che in questo momento possono avere delle decisioni drastiche nei nostri confronti. È stata inaugurata questa mattina la scalinata intitolata Uno storico studente docente del liceo classico Stellini di Udine, Sergio Sarti. L'intitolazione della scalinata cittadina vuole rendere omaggio ad un pensatore profondo e versatile che educò alla conoscenza e al pensiero critico numerose generazioni di studenti, valorizzando un luogo rappresentativo di Udine. Il professor Sarti è nella memoria molto presente ancora, non solo come docente per tanti anni allo Stellini, ma anche come scrittore che ha lasciato delle cose importanti. Fu anche partigiano dello Soppo e quindi oggi le abbiamo intitolato questa scalinata per ricordarlo, per ricordare questa figura di udinese, di una persona che ha dato tanto alla cultura della città. E ovviamente è una grande emozione, è stato un percorso che ha cominciato 2 anni fa, anzi più di 2 anni fa col centenario per la nascita di mio papà. Noi stelliniani è molto importante perché ricordiamo non solo un grande professore dello Stellini ma anche una persona che ha dedicato moltissimo alla città di Udine ed è un esempio di qualità veramente non solo culturali ma anche morali e civili. Andiamo a San Daniele con Area di Festa che torna dopo 2 anni cambiando nome e data. Area di Festa, la storica manifestazione che da oltre 35 anni celebra il prosciutto di San Daniele DOP nel luogo d'origine, ritorna solo per quest'anno a fine agosto nella formula Area di Friuli Venezia Giulia dopo 2 anni di stop obbligato a causa della pandemia. La kermesse programmata dal 26 al 29 agosto a San Daniele sarà integrata dalla promozione dei principali prodotti enogastronomici del territorio regionale, tra cui il formaggio Montasio DOP, i vini bianchi e i prodotti a marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia. Ritornano anche i laboratori di degustazione, le visite nei prosciuttifici e le iniziative dedicate alla scoperta del territorio. La scelta di posticipare la manifestazione a fine agosto consente sia di superare le limitazioni Covid legate alle capienze, sia di evitare sovrapposizioni con altre iniziative promozionali del consorzio. Area di Friuli Venezia Giulia rappresenta un'importante occasione per far conoscere e apprezzare la DOP friulana e il profondo legame con il suo territorio di origine e di produzione, afferma Mario Emilio Cicchetti, direttore generale del consorzio. Area di Festa diventa Area di Friuli Venezia Giulia. San Daniele rimane il fulcro dell'evento, ma vengono abbracciate anche altre località della regione, aggiunge l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Bini. Sarà una vetrina d'eccezione ed eccellenza, prosegue, per promuovere i tanti prodotti agroalimentari che offre il nostro territorio. Al via da oggi su Telefriuli le tribune elettorali in vista delle elezioni amministrative del 12 giugno. Primo appuntamento questa sera nel corso di Elettroshock. A partire dalle 21 a confrontarsi saranno i candidati del comune di Monfalcone che dibatteranno in studio sui principali temi della città dei cantieri. Domani sera alle 19:45 nel corso di Screenshot fari puntati su Tolmezzo, mentre venerdì alla stessa ora sarà la volta di Azzano Decimo. Fino al giorno delle elezioni la nostra emittente ospiterà diversi confronti con protagonisti, i candidati a sindaco dei principali comuni del Friuli Venezia Giulia al voto.
E siamo allo sport. Zico tornerà la prossima settimana in Friuli, ospitato dallo storico dirigente bianconero Dalcin, che in un libro racconta quella storica operazione di mercato. 3 giorni di eventi tra talk show e una partita celebrativa. Per tutte le altre notizie sportive, subito dopo la pubblicità, appuntamento con Sport FVG. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.